oggi ha chiuso il suo rapporto con il Padova. Tu ci hai giocato anche l'anno scorso con entrambi i giocatori, intanto insomma un pensiero a loro e qual è anche l'umore della squadra? Sì, sicuramente sono due situazioni molto, molto diverse. La situazione è quella riguardante Johnny, purtroppo la sappiamo tutti e che dire, c'è da stargli soltanto vicino per quanto è possibile e augurargli tutto il bene di questo mondo. Mentre per Omar è una situazione completamente diversa e che sicuramente dispiace perché quando hai la fortuna e la possibilità di giocare con persone come Homer, come Johnny, quando vengono a mancare all'interno di un gruppo è sempre brutto. E c'è da questa decisione, va rispettata da quella parte di Omar e nulla. Eh sì, che Milanetto sembrava in forma, dimagrito, anche voglioso nel giocare, insomma è stato per voi un fulmine a ciel sereno, un po' ve l'aspettavate questa decisione? Ma innanzitutto mi sono più sorpreso a vederlo all'inizio del ritiro dopo l'estate turbolenta che ha passato, però ripeto sono decisioni personali che vanno rispettate. L'unica cosa che posso dire è che c'è molto dispiacere, quello sì. Portini invece nella lista ufficiale ha ancora la maglia numero 4, mentre a te è toccata la numero 6, un cambiamento? Dov'è il 3? No, io già l'anno scorso avevo il 6, ho avuto i primi 2 anni, ho avuto il 3, ho cambiato perché ero più affezionato al 6, dato che il 6 i primi anni ce l'aveva Vasco Faisca, che era il capitano, adesso come l'ha lasciato l'ho preso io. È un'assunzione di responsabilità, insomma al centro della difesa il 6 è un numero anche importante, questo vuol dire che ti candidi ovviamente per una maglia da titolare. Ah, vabbè, con il fatto che da tanti anni ormai i numeri sono personalizzati, poi in base alla possibilità sceglie il numero che preferisce. Qui si è avuto la possibilità di prenderlo e l'ho colta al volo. Tanti giovani in questo Padova, qual è la tua impressione dopo neanche un mese insomma, di ritiro? Sì, rispetto agli altri anni diciamo, è stata costruita una squadra molto più giovane e la cosa che spicca di più è l'entusiasmo che c'è, quello sicuramente, sono tutti giovani molto promettenti che vengono da squadre importanti e quindi nulla, sicuramente si metteranno a disposizione di tutti per poter far bene perché, ripeto, quando 19, 18, 20 anni c'è molta voglia e molto entusiasmo, quindi speriamo che sia di buon auspicio. Non sei di certo anziano, però sei pronto a fare da chioccia? Ma quello sono ruoli che li prendi con il passare degli anni. Io sono diciamo, il più vecchietto qui a Padova rispetto ad altri che sono arrivati quest'anno. Sicuramente è un incarico che si prende con molto piacere e molta responsabilità. E siamo in diversi, siamo qui da più anni e ci aiuteremo a vicenda per cercare di trascinare al meglio il gruppo. E la fascia di capitano? Quello sarebbe un onore poterla indossare, visto anche chi l'ha portata negli anni passati. La voglia e la speranza c'è, adesso poi vedremo.